Maltempo, sopralluogo in mattinata del governatore Zaia nelle zone più colpite, una devastazione che rispetto a Vaia Dice ha interessato l'intera regione. Intanto nuova perturbazione in arrivo, stato di attenzione, emergenza non finita. Spiagge divorate dalla mareggiata, danni ingentissimi, litorali in ginocchio, soprattutto a Bibione e Jesolo, problemi in tutto il Veneto orientale, disastro a Scardovari. Dal lago di Aleghe che ha rischiato di esondare la raffica di frane, 23 in un solo giorno, non ultima quella di Schiucazzo, ore di paura in tutta la montagna. Riaperte le scuole in una Venezia che cerca di tornare alla normalità, il sindaco Brugnano annuncia l'attivazione della cabina commissariale, pronte le schede per chiedere i primi rimborsi. Dramma a Treviso, disperate le condizioni di un 17enne che si trovava in sella alla moto quando è stato prima travolto da un camion e poi investito da un furgone che sopraggiungeva sulla strada. Maltrattamenti sulla compagna, Felice Maniero resta in cella, il Tribunale del Riesame di Brescia ha rigettato il ricorso dell'ex boss della Mare del Brenta. 13 soldati ma solo 8 urne per ottimizzare lo spazio, polemiche dopo la cerimonia di Crespano e Cimagrappa per onorare i caduti della Grande Guerra. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Riprendiamo dunque il racconto del Veneto martoriato al maltempo dopo la lunga edizione straordinaria, la maratona di ieri nella quale vi abbiamo dato conto ora per ora di quanto stava accadendo. Intorno alle 19:30 avevamo ieri sera, lo ricorderete, il governatore Zaia per fare il punto della situazione. Ripartiamo da Zaia perché stamane il governatore ha effettuato un lungo sopralluogo in elicottero nelle zone più colpite dal disastro. Avevamo la devastazione dei boschi che sembrava un cimitero, no? Qui invece è un panorama variegato che va dai grandi allagamenti del Veneto orientale, credetemi sono molto estesi, alle spiagge che in alcuni tratti non ci sono più. Questo è quello che... E poi per finire alle cavane e a tutta la sacca di Scardovari dove c'è, vedrete nelle foto, nei filmati, c'è materiale dappertutto volato via. Reduce dal sopralluogo in elicottero dalla montagna al litorale, il presidente del Veneto Luca Zaia parla di emergenza ancora in corso, vedasi il mare d'acqua, dice, lungo il Lemene nel Veneto orientale, e di una devastazione che non deve essere ridotta a mera appendice di quella della città di Venezia. Ho chiesto formalmente che venisse splittata la parte di Venezia perché lì c'è l'emergenza concreta, un'emergenza fra l'altro continua ed è giusto che il sindaco sia già in pieni poteri commissariali. Dall'altro noi adesso invieremo il resoconto, diciamo, di quello che è stata questa calamità, questi giorni che ancora non sono conclusi, siamo ancora in emergenza. Il maltempo e da stasera inizia ancora piogge, presenteremo una foto di quello che è accaduto e dopodiché ci sarà da parte del Consiglio dei Ministri, questa è la rassicurazione che abbiamo, ma non può che essere così, la dichiarazione dello stato di crisi e quindi lo stanziamento delle prime risorse. Continuano gli interventi, continua l'allerta, un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica con lo stato di preallarme è stato emesso dalla Protezione Civile del Veneto. Nuove precipitazioni che si spera trovino condizioni meno sfavorevoli rispetto allo scorso fine settimana. Si abbassano le temperature e usciamo da questo limbo di tempo strano, sciroccoso eccetera, entriamo in un clima più invernale, altrimenti i guai sono guai. I danni sono già enormi, aggiunge Zaia, che chiude con un pesante riferimento al Piave. Il Piave è la vera preoccupazione che abbiamo in Veneto, perché c'è il tema della piana storica, c'è il tema di un fiume che ormai ha un carattere torrentizio e pieno di alberi, il Piave deve essere pulito. Tanti dunque i fronti che ha visitato il governatore Zaia, sorvolandoli con l'elicottero e poi anche fermandosi fisicamente sui luoghi, lo dicevamo, i tanti fronti aperti. Bibione è uno di quelli, nel telegiornale di Venezia vedremo un ampio resoconto da Bibione, uno di questi servizi ve lo proponiamo ora. Bibione. Sono circa 150.000 metri cubi di spiagge erose e Bibbione dalla mareggiata per un tratto di più di 6 km di arenile, dove di solito vengono fissati ben 25.000 ombrelloni. La stima dei danni è davvero ingente ed è quella a 6 zeri.
almeno 1 milione di euro. Consideri che normalmente la società si fa carico di gran parte dei costi legati all'erosione, ma in questo caso c'è necessità che ci sia un intervento pubblico. La situazione è preoccupante anche in vista delle previsioni delle prossime ore. Siamo preoccupati perché in qualche modo aver tolto da questa parte, dove in qualche modo c'è già una certa congestione di turisti legata alla presenza dei turisti che in qualche modo vengono nella nostra spiaggia, ripristinare la situazione per la prossima estate sarà sicuramente un'impresa. Come sono Bastassi, il fiume Tagliamento ancora in piena sta scaricando una quantità notevole di materiale in mare e quindi ci sarà pure il problema di rimuoverlo. Queste 3 mareggiate hanno colpito di fatto tutta la nostra concessione che insiste su un fronte di circa 4 km nel centro qui di Bibbione verso la zona est. Abbiamo visto anche la fibra ottica che è stata proprio divelta. La fibra ottica è una grossa preoccupazione anche perché i costi per il ripristino sono importanti, ingenti e anche e soprattutto tutta la parte elettrica e la parte fognaria che in qualche modo sono collegate con essa. I problemi non sono solo quelli legati alla spiaggia dunque, ma anche alla sicurezza individuale. Consigliamo a tutti di non stare nei pressi del litorale quando la mareggiata è nel pieno della sua forza, quando le onde sono alte, anche vicino ai pontili non è consigliabile. E poi ancora il litorale a Jesolo. Dopo una domenica difficile da dimenticare, il mare è tornato nei ranghi, lasciando dietro di sé una devastazione senza precedenti. Questa è la situazione all'altezza del primo accesso al mare di Via Baffile, d'estate centro della movida jesolana, in questi giorni epicentro dell'emergenza. I più anziani ricordano un precedente analogo solo nel 66, come Giordano Terziariol, una vita nei servizi spiaggia e oggi già al lavoro. Ti ricorda il 66 perché sì, è stata proprio una marea eccezionale. Una marea molto forte, speriamo che sia finita perché domani sembra che ci sia ancora qualcosa, vediamo. Nel 66 che ero qua, ero ragazzina, perciò... E i danni sono evidenti lungo tutta la spiaggia. Questo è quello che rimane del beach bar sul lungomare Alberto Sordi, dove il mare è entrato nei locali per la prima volta già martedì scorso, tante le cose da buttare. Con un'onda forte l'ha sfondato, questo frigorifero è stato spinto su per questo e l'acqua veniva dentro, il mare è venuto dentro per l'altezza di 1,20 m, quindi tutta l'attrezzatura che c'è giù della cucina è andata tutta quanta sott'acqua. Da Jesolo, Lido a Pineta la prima stima dei danni, numeri alla mano, è impietosa come confermano dal comune. La prima valutazione che abbiamo fatto sono 500.000 metri cubi di sabbia che se ne sono andati, un valore intorno ai 6 milioni di danni e sto parlando solamente dei danni arrecati all'arenile. Da una settimana siamo qui in forte apprensione perché di fronte alle strutture, di fronte all'arenile conciato in questo modo, la preoccupazione è il poco che possiamo esprimere. In attesa di capire l'evoluzione delle prossime ore, operatori e cittadini sono già al lavoro, pronti a rialzarsi. Era un colpaccio che non ci voleva, come sempre. Poi è ovvio che siamo abituati a tirarci in piedi e a metterci subito a sistemare le cose per riprendere. E poi la montagna a partire dal rischio esondazione del lago di Alleghe che si è avuto appunto ieri in paese, sono stati rivissuti i giorni di Vaia. Il lago adesso, visto che si è fermato un po', sta scendendo. Sta andando giù un po' l'acqua, comunque ne abbiamo abbastanza. E come dare torto a questa signora? È stata una domenica di paura ieri ad Alleghe, dove il lago, formatosi naturalmente quasi 2 secoli e mezzo fa a causa di una frana che ostruì il cordevole, ha rischiato di esondare. Ecco, ieri il livello del lago si è spinto fino a lambire questa passerella ed è a quel punto che sono stati distribuiti i sacchi di sabbia, da quel punto che la popolazione è stata invitata a restare in allerta. A metà pomeriggio dell'unità di crisi della regione è stata diramata l'allerta e subito ad Alleghe la mobilitazione è stata generale. Allora, siamo davanti allo Sport Hotel Europa di Alleghe, vedete i sacchi che sono stati posizionati ieri sera quando è stata data l'allerta per il rischio di esondazione del lago.
lago. L'albergo, l'hotel è chiuso in questi giorni, ma parlando con Sergio Pra, con il titolare, abbiamo saputo che ieri c'è stato un grande lavoro per spostare il materiale che sta al piano terra qui in questa zona. L'acqua che si vede che si alzava, che io abito proprio vicino al lago. Quindi. Quello le ha fatto paura? Perché dall'altra volta sì, c'è stato, ma comunque è andata bene. C'era più acqua che entrava rispetto a quella che poteva uscire allo sbarramento di Maserè e per fortuna quando la perturbazione violenta ha lasciato la vallata il livello del lago mano a mano è rientrato nella norma. Ieri è stata un'altra volta una giornata di quelle che ha fatto immaginare alle giornate dell'anno scorso. Ma sicuramente sì, a una certa ora, verso credo l'1, mezzogiorno e mezzo, c'è stato un vento caldo e forte, per cui molte persone io sicuramente si sono un po' agitate, però insomma, è passata, che anche per questa volta è andata bene. E poi le frane, 23 tutte in un solo giorno, ed è un'emergenza che non è ancora conclusa. Ci sono 5.000 movimenti franosi catalogati in provincia di Belluno. Solo ieri, fra nuovi e antichi smottamenti, l'emergenza è scattata 23 volte. Dal Cadore Comelico alla Val Belluna, dall'Alpago alla Gordino, senza scordare la Val di Zoldo. È nella valle che separa il Longaronese dalla Gordino che si è staccata l'ultima frana, a Donta di Zoldo, quando oramai il sole dalle prime ore del mattino aveva iniziato a fare capolino. In Alpago è tornata a far paura la frana di Schiucazze, i cui movimenti vi abbiamo mostrato nel corso della diretta di domenica. 4 famiglie hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni e l'esasperazione ha superato il livello di guardia. Comprensibile, dice oggi il numero 1 di Veneto Strade Vernizzi, ma non c'è altro modo se non rimuovere il materiale ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza. In caso contrario dovremo spianare tutta la montagna e questo, spiega, non è possibile. In Cadore a Perarolo si è rimessa in moto la vecchia frana della Busa del Cristo e smottamenti sono stati rilevati a Livinallongo, Selva di Cadore, Canale d'Agordo, Vallada Gordina, Caprile, Gosaldo, Zoppè di Cadore e poi ancora criticità a Santo Stefano di Cadore, in Comelico e a Belluno città. Qui siamo a Candates, sulla 203 a Gordina, qui il cordevole un'altra volta ha combinato un guaio perché si è mangiato letteralmente la parte della strada che già l'anno scorso era stata praticamente distrutta dall'ondata di Vaia. In mattinata si sono susseguiti i viaggi dei camion che hanno scaricato grossi massi nella scarpata e così si prevede di tutelare la forza del cordevole che continua a scorrere impetuosamente nel suo letto, ancora colmo di tronchi portati a valle dalla piena del 2018. La situazione permane critica. Riaperto alle 6 di stamattina il Ponte Bailey a Belluno a rischio per la piena del Piave che all'Ambioi si è riappropriato nuovamente di una parte dell'ex parco fluviale, quella dove i muraglioni non sono stati riposizionati in linea nel post Vaia. Oggi è stata una giornata di tregua in attesa di una nuova perturbazione che le previsioni meteo annunciano già per domani e che speriamo non sia pesante, dice il presidente della provincia Roberto Padrin, mentre è iniziata la prima conta dei danni che le stime indicano ingenti. E poi c'è Venezia che dopo una settimana impossibile da dimenticare cerca di rialzarsi. Venezia prova a rialzarsi da un'ondata di acqua alta senza precedenti, 4 giorni quasi consecutivi sopra i 140 centimetri, col picco record di 1,87 m. Il sindaco Brugnaro ha firmato il decreto per la cabina commissariale che avrà la sede centrale al piano terra della città metropolitana. A ore saranno presentate le schede per la domanda di rimborso, fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 per i commercianti. Complessivamente i danni supererebbero il miliardo. 1,87 m come è arrivata nessuno poteva, puoi alzare finché vuoi, anche le paratie, i miei genitori hanno le paratie però non sono passato 1,75 m, quindi è inutile. La pressione dell'acqua ha buttato via le cassette e i macchinari sono finiti giù. Parliamo di cifre naturalmente a 3 zeri. Sì, siamo sull'ordine di 70-80 mila euro secondo me. La cosa brutta è che siamo stati chiusi 5 giorni, stiamo ancora cercando di recuperare quello che si può recuperare, le macchine sono andate in tilt purtroppo. Oggi è il vero primo giorno che stiamo ripartendo, puliamo tutto. E quindi... Dopo quanto tempo? E da settimana scorsa, da mercoledì. A Venezia, dopo giorni, si è anche tornati a fare il pane. Per avere un'idea di cosa stia accadendo in queste ore in città, bisognerebbe moltiplicare per ogni calle o fondamenta le voci di Calle della Mandola. Qui, tra l'altro, sorgono anche attività storiche, come la libreria Bertoni, tramandata di padre in figlio dagli anni 30. Una cosa
tremenda, una cosa... È riuscita a quantificare i danni? Guardi, io così ad occhio ho tantissima merce in negozio, penso che un 80.000 tra strutture, tra libri, tra 80.000 euro ci sono di danni. Ernesto Ballarin è un'altra istituzione, ristoratore originario di Pellestrina e protagonista dell'opera Acquagranda, messa in scena alla Fenice in occasione del 50ennale dell'Acqua Alta del 66. La fregatura di questa Acquagranda che è venuta è stato il vento, perché a me la casa che ho, quella originale del 66, me la sono tenuta in isola che vado d'estate. E lì è stato un disastro, tutti i mobili, tutto, persino la porta. Sui fiumi, sospiro di sollievo tirato per Bacchiglione e Brenta in queste ore. La pinna del Brenta è passata, ad esempio, senza fare danni al Ponte degli Alpini a Bassano. Nella serata di ieri il fiume ha toccato quota 2,89 m, ben al di sotto del livello di guardia e del picco di 3,16 m della settimana scorsa. Il ponte è rimasto comunque chiuso ai pedoni nel momento più critico dell'emergenza. Questo dettaglio ha creato malumori fra commercianti e residenti del quartiere Angarano che si sentono tagliati fuori dalla città. Allora abbiamo sentito su questo il sindaco Elena Pavan che ai nostri microfoni rilancia una clamorosa novità. Sentiamo. Semaforo verde sul ponte degli Alpini. Passata la Brentana e passata anche la paura dopo l'ultima ondata di maltempo, il ponte torna a disposizione di bassanesi e turisti. Stavolta il fiume e il paziente eccellente non se le sono date di santa ragione e la piena è scivolata via senza lasciare tracce. Anzi, una traccia l'ha lasciata fra i commercianti e i residenti della sponda Angarano, isolata dal resto della città. Durante l'emergenza avevamo anche il cruccio per gli amici di Angarano perché effettivamente ad un certo punto le condizioni e la portata dell'acqua sotto il Brenta sembrava poter consentire l'apertura del transito ai pedoni, però in realtà in base alle previsioni che dicevano che sarebbe nuovamente aumentato il livello, purtroppo in maniera prudenziale si è ritenuto opportuno non riaprirlo per un limitatissimo periodo di tempo perché un'apertura limitata avrebbe aumentato i disagi anziché migliorare la situazione. Ecco quindi il progetto del municipio per ovviare al malcontento di negozianti, esercenti e turisti. Ho già dato incarico all'ufficio tecnico e agli altri tecnici preposti di valutare se si può alzare il limite e quindi aumentare la tolleranza e arrivare a chiudere il ponte anche se l'acqua che corre sotto il ponte è un po' più alta di quella che attualmente è consentita. Resta da capire come mai questo passaggio non sia stato fatto in precedenza. Noi siamo in carica da 6 mesi e è la prima volta che ci troviamo a dover allestire un COC e a chiudere il ponte. Dalle valutazioni obiettive di questo episodio, di questa vicenda, ci siamo posti questa domanda e ho trovato terreno fertile appunto da parte dei tecnici, pertanto sarà a cura di questa amministrazione procedere in senso migliorativo per diminuire i disagi degli abitanti di Angarano. Chiudiamo questa pagina sul maltempo e parliamo di Felice Maniero che resta in cella. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha infatti rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza che a ottobre aveva portato in carcere l'ex boss del Brenta accusato di maltrattamenti sulla compagna. Per il riesame Maniero è ancora a rischio recidiva. Il commento dell'avvocato Luca Broli, legale di Maniero, è questo. Il mio assistito ha reagito con prevedibile sorpresa, non si aspettava nulla di diverso in questa fase. Pur rispettando la decisione, ha aggiunto, non la condividiamo e ci riserviamo successive iniziative. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con la cronaca, ripartiamo da Treviso, un gravissimo incidente stradale avvenuto in pieno centro questa mattina. Era in sella alla sua moto da cross, da Treviso si stava dirigendo verso Villorba quando all'altezza dell'ippodromo un camion lo ha travolto. Il giovane di 17 anni è volato a terra ed è finito sotto un furgone che stava sopraggiungendo dalla parte opposta. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli uomini del SUAM 118 che lo hanno stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale. Il 17enne, residente a Casale sul Sile, è stato ricoverato in prognosi riservata dove sta lottando tra la vita e la morte. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale
di Villorba. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione il motociclista è stato travolto dal camion che stava effettuando una manovra. Il traffico lungo la strada è stato completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere il soccorso del ragazzo e la rimozione dei mezzi. La viabilità è tornata regolare solo dopo diverse ore. Il gravissimo incidente è accaduto intorno alle 8:50. Buone notizie invece per l'altro giovane, Alberto Antonello, 19 anni, ricoverato prima a Mestre e poi a Castelfranco dopo il tragico incidente avvenuto a Musile di Piave, dove ha perso la vita la fidanzata Giulia di 18 anni. Il giovane è stato dimesso dal nosocomio per continuare le cure presso la propria abitazione. 13 soldati, ma solo 8 urne per seppellirli. Ricorderete la cerimonia di sabato a Cima Grappa, ma è polemica su questa scelta per ottimizzare gli spazi. Li avevamo lasciati al Duomo di Crespano prima che venissero sepolti al Sacrario di Cima Grappa, 13 soldati italiani e austro-ungarici, ritrovati sul campo di battaglia quest'estate, 101 anni dalla fine della Grande Guerra. 13 soldati i cui resti sono stati raccolti in 8 urne di zinco con il simbolo della Repubblica Italiana a sbalzo, 8 urne per i resti di 13 persone, 5 urne meno dei caduti. Perché? Ci hanno chiesto i telespettatori chiamandoci. Perché? Hanno ribadito scrivendoti sui social. Perché ci siamo chiesti anche noi facendo la cronaca della cerimonia? Aspetto che abbiamo scelto di non sottolineare in quel servizio, ma solo accennarne, perché non distogliere l'attenzione dall'onore del raccoglimento dovuto ai caduti ci sembrava doveroso. Il motivo, temevamo, ma sappiamo anche ufficiosamente, è che i resti erano dispersi, a volte pochi, ma un uomo è un uomo anche se un solo osso è la sua terrena rimanenza. Sappiamo anche che sul Sacrario del Grappa la cripta che ospita gli ultimi soldati ritrovati ha ormai poco spazio. Insomma, si è trattata di una triste ottimizzazione dello spazio dei caduti per la patria, qualsiasi essa fosse. Ora, cosa sarebbe costato avere 13 cassette alla cerimonia per onorare anche simbolicamente i 13 soldati? Sarebbe stato un segno di attenzione, come un cenotafio lo è per un morto che non ha la sua tomba. E un altro segno di attenzione, permetteteci, è trovare uno spazio in uno dei più grandi sacrari d'Europa, come quello di Cima Grappa. È una montagna. Vi ricordate cosa c'è scritto? Monte Grappa, tu sei la mia patria, a caratteri cubitali. Una patria che non ti trova spazio, neppure se muori combattendo per lei. Torniamo al maltempo, lo sfogo di queste ore del prefetto di Venezia che dice basta chiacchiere, scuse e ritardi, diamoci tutti da fare e chiamo in causa le istituzioni a partire dallo Stato ma anche Regione e Comune che hanno responsabilità sulla città. L'ha detto il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto dopo una settimana di mobilitazione giorno e notte per l'acqua alta che ha lasciato appunto i danni incalcolabili appunto e che avranno una stima completa chissà fra quanto tempo. E finito il tempo delle chiacchiere anche il titolo di questa sera di Ring dalle 21:15, il talk show del lunedì ovviamente incentrato sulla maltempo e anche sulla Venezia stremata. È finito il tempo delle chiacchiere, ora ci vogliono le risposte, ne parliamo appunto questa sera. In studio Giampaolo Bottaccino, assessore della Protezione Civile del Veneto, Giorgio Deste, l'assessore della Protezione Civile del Comune di Venezia, la nostra Ilaria Marchiori, giornalista di Media Nord-Est che ha seguito in questi giorni il disastro acqua alta a Venezia, poi Marco Favaro del CPSM in qualità di esperto della Laguna di Venezia, Daniele Foccardi, presidente del Consorzio Venezia Taxi, tassisti importanti in questi giorni anche per dare una mano a chi doveva spostarsi, e poi Giovanni Giusto, consigliere delegato tutela delle tradizioni del Comune di Venezia. Poco prima di Ring, come sempre alle 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, ci sarà Marco Donatelli Zamboni, l'elettricista volontario che appunto si è portato a Venezia per aiutare i veneziani, e Pier Filippo Vidali, armatore, quindi una intera prima serata dedicata ovviamente alla questione maltempo e a Venezia in particolare. E adesso come sempre vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Il maltempo che ha causato disagi e danni ingentissimi sul Triveneto non si placa, è atteso infatti un nuovo imminente peggioramento per l'arrivo di una ennesima perturbazione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 19 novembre sarà all'insegna delle precipitazioni, saranno piuttosto estese, frequenti, generalmente moderate, anche consistente sulle prealpi e sulle zone limitrofe, più modeste invece sul delta del Po e sulle aree circostanti. Quota neve in aumento fino a 1200-1400 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile con piogge diffuse, vedete, localmente saranno anche intense. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove sarà perturbato con rovesci un po' dappertutto e anche le piogge saranno localmente abbondanti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 4 e 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.